Il messaggio è: visto che aiutiamo i migranti con 500 € al mese free benefits, aiutiamo anche i nostri cittadini italiani e quindi si aiuti questo soggetto in modo tangibile, non con le parole. Mena fendenti, ovviamente politici, l'avvocato e consigliere d'opposizione Giovanni Braido, e lo fa da quel quadrilatero spesso al centro delle polemiche, stavolta per la presenza di un uomo che alcune volte di notte dorme all'addiaccio in giacili di fortuna anche davanti la porta dei negozi. Si tratta di un italiano in situazione di fragilità che di per sé risiederebbe in un comune limitrofo, una presenza che a pochi passi dalla piazza del municipio non passa inosservata. Credo che questo comune abbia i soldi per poter aiutare questi e quelli, che finanzi queste persone, che aiuti queste persone. Sicuramente è emblematico, anche perché questa è un'amministrazione di sinistra, sono loro che fanno manifestazioni pro Pale e pro Mondo. Magari se pensassero un po' di più ai cittadini italiani sarebbe tutto di guadagnato. È a questo punto che per Braido, ex candidato sindaco per la Lega, già assessore comunale, scatta un confronto. Ho fatto un'interrogazione sul CEIS dove ci sono circa 200 immigrati, questi prendono 500 € a testa, vitto e alloggio, più free benefits perché li vediamo tutti vestiti bene col cellulare, e questo me l'ha detto l'assessore al sociale in consiglio comunale. Dal comune Mirella Bagliana non ci sta. Il soggetto in questione è noto sia ai servizi sociali che sanitari, una vicenda personale delicata. È un caso di fragilità che sussiste nel nostro territorio, come in tanti altri territori, come in altre città, e noi siamo impegnati comunque per cercare di risolverlo. Quella di consigliere Braido la vediamo più come una strumentalizzazione politica, e quindi chiediamo al consigliere Braido di appellarci con tanta forza anche a livello regionale e a livello nazionale. Il punto per il primo cittadino di Vittorio Veneto è semmai un altro e ha a che fare con il diritto all'abitare non solo per i soggetti fragili ma per tutte le famiglie che hanno difficoltà economiche. Noi abbiamo gli alloggi ATER, abbiamo parecchi alloggi ATER, circa un centinaio di alloggi, che attualmente però solo 2/3 sono occupati, un terzo è sfitto, e invitiamo appunto la Regione Veneto, ATER e il governo a investire importanti somme per sistemare questi alloggi. Ci vuole un'azione governativa, una forte azione a livello statale per far sì che la situazione delle abitazioni e delle case nella nostra nazione e nell'Italia sia risolta.